Don Maurizio, oggi si è celebrata la festa dell'Immacolata, nella sua omelia ha parlato di valori importanti che arrivano da questa importante figura. Abbiamo finito di celebrare la Santa Messa, la celebrazione eucaristica, e durante l'omelia ho voluto ricordare ai nostri parrocchiani che in questi tempi particolari, in questi tempi di crisi, tempi di confusione, guerra, abbiamo bisogno di rivalutare riscoprire questa figura di Maria, e ho detto una parola che potrebbe anche aiutare molto ciascuno di noi: Maria è segno di sicura speranza. E quindi Maria ci invita a sperare, a non demordere, a non scoraggiarci, ma ad andare avanti. E l'Immacolata, anche se già si è celebrata la prima domenica di Avvento, comunque segna una tappa importante per l'avvicinamento a Natale. Come parrocchia, come vi state preparando a questo importante evento? La parrocchia in fermento è una festa che è molto sentita, ma non mancano le attività. In parrocchia già con i ragazzi, attraverso il catechismo, le catechiste, ogni qualvolta si incontrano fanno dei lavori che poi vengono presentati durante la celebrazione eucaristica, dove viene accesa la corona di Avvento coinvolgendo le famiglie assieme ai propri figli. In questi giorni ho fatto un incontro con tutte le classi di catechismo assieme ai genitori, perché anche la catechesi è importante. Non possiamo pretendere che crescono solo i bambini e i genitori magari restano fuori. Abbiamo coinvolto la comunità ed è stato bello perché tutti hanno partecipato posso dire, con gioia, con soddisfazione. Ma una delle attività anche importanti che faremo, saremo presenti nelle case di riposo. Qui al villaggio Mosè, in questo territorio, ce ne sono tantissime. Purtroppo vorrei essere presente in tutte le case, però abbiamo scelto alcune case dove attraverso la presenza anche dei ragazzi e dei bambini, dove devo dire i genitori sono contenti, li porteremo a conoscere questa realtà, ma dall'altro lato ci sono coloro che vivono in questi centri di accoglienza, in queste case di accoglienza, dove aspettano la nostra presenza, che diventa per noi anche speranza, diventa anche un momento di conforto, dove porteremo un bambinello e lo benediremo e lo regaleremo. Ci sarà anche la novena, ogni sera vivremo la novena, sia quella liturgica come anche la novena dei canti tradizionali, e una sera ci sarà anche giorno 20 il nostro arcivescovo che verrà a celebrare, a presiedere la Santa Eucaristia.